TG, una buona giornata, una buona domenica a tutti voi telespettatori, ben ritrovati nei nostri studi. Come ogni giorno diamo immediatamente uno sguardo al report che ha inviato Azienda Zero per vedere le variazioni che ci sono state nella notte per quanto riguarda appunto i nuovi casi positivi Covid nella nostra regione. Allora vediamo che si è verificato dalle 5 di ieri pomeriggio alle 8 di questa mattina un aumento di 961 nuove persone risultate Covid positive. C'è un dato cumulativo di tamponi positivi pari a 285.986. Andando a vedere la situazione all'interno degli ospedali, nell'area non critica, come sempre vediamo l'area non critica e la terapia intensiva, a differenza di ieri che c'erano per tutta la giornata segni meno, purtroppo oggi si contano 46 nuovi pazienti in area non critica e 10 nuovi pazienti in terapia intensiva. Siamo a un totale di 2.585 ricoverati positivi in area non critica, 355 positivi ricoverati in terapia intensiva. E resta alto anche sempre il numero dei decessi perché nella notte praticamente 18 persone hanno perso la vita. Ricordiamo ieri, tutte le 24 ore, sono stati invece 33 i decessi, le persone che non ce l'hanno fatta causa Covid. E intanto il Veneto entra nella zona arancione, i governatori di diverse regioni, compreso Luca Zaia per il Veneto, hanno deciso di scrivere direttamente al governo e sul piatto ci sono soprattutto i ristori a tutte quelle attività che sono costrette a chiudere in questo difficile periodo. È una lettera firmata dal presidente del Veneto Luca Zaia, ma anche dai suoi omologhi di Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia e Sicilia, tutti governatori di regioni inserite in zona arancione. Un accorato appello al governo affinché fornisca doverose, puntuali rassicurazioni circa, si legge, un'immediata messa in campo di ristori e loro quantificazione, onde evitare ulteriori penalizzazioni a imprenditori del territorio. Il rischio, prosegue Zaia nella lettera, è quello di vedere interi comparti definitivamente cancellati dalla geografia economica della regione. In parole povere, si chiede di sapere l'entità delle risorse, quelle vere, che porteranno un certo respiro a tutte quelle categorie ora penalizzate e si chiede che vengano distribuite nell'immediatezza. Il riferimento va soprattutto a quelle attività produttive, commerciali, ricettive, turistiche, gastronomiche, sportive e ricreative di fatto ferme. A tal proposito è intervenuto anche il presidente dell'Anci Veneto Mario Conte, che ha ribadito la necessità che il governo stanzi velocemente le risorse per i ristori da dare alle categorie duramente colpite dalle chiusure. E anche qui si fa riferimento a bar, ristoranti, alberghi e operatori del turismo, sperando, si augura sempre Mario Conte, che le beghe interne al governo non facciano perdere tempo utile. E intanto però la nostra regione, il Veneto, rischia di entrare non tanto nell'arancione ma nella fascia rossa addirittura. Fatto l'arancione potrebbe scattare il rosso per il Veneto, tutto dipenderà dalle decisioni del governo in merito all'ultima proposta avanzata dall'Istituto Superiore di Sanità, che dopo aver abbassato la soglia dell'indice R-Conti per il cambiamento di fascia chiede di fissare a 250 casi di positività ogni 100.000 abitanti il limite per passare in zona rossa. E qui sta il punto, perché in base all'ultimo monitoraggio l'unica regione a rischiare il rosso sarebbe giusto il Veneto, che nell'ultima settimana ha registrato 454 casi per 100.000 abitanti. In attesa di un confronto tra governo e regioni, proprio da quelle arancioni, Veneto, Emilia, Calabria, Sicilia e Lombardia, è partita una lettera al governo per chiedere di accelerare sul fronte dei ristori. Parla di crisi profondissima lo stesso Zaia con i colleghi presidenti, a rischio, dicono, interi comparti che potrebbero essere cancellati dalla geografia economica, tema che la scienza riconosce pur parlando dell'utilità di misure restrittive. Credo siamo in un limbo e credo che l'approccio di arancione anche per il Veneto serva per valutare appunto come sarà l'andamento del prossimo futuro e sia più precauzionale, mi rendo conto, un'altra sofferenza per molte categorie di lavoratori. Lo spiraglio arriva ovviamente dai vaccini e da una campagna vaccinale diffusa, da qui l'appello del virologo a quegli operatori sociosanitari ancora diffidenti o contrari al siero. Noi come operatori sanitari
dobbiamo considerare l'opportunità di difendere noi stessi, di difendere la nostra famiglia, perché in molti casi abbiamo infettato anche i nostri familiari, ma soprattutto il rischio è che contagiamo i nostri pazienti e soprattutto più fragili. Quindi è un'esigenza di rilanciare questo orgoglio professionale. E sta continuando anche in tutta la regione la campagna vaccini. A Padova è stata messa a disposizione l'area della fiera. Sentiamo. Una riconversione per dare impulso alla città. La fiera di Padova è pronta a essere utilizzata per le vaccinazioni anti-Covid della cittadinanza. A metterla a disposizione il Comune nella figura del sindaco Sergio Giordani e il presidente della Camera di Commercio di Padova Antonio Santocono. Come amministrazione comunale, in accordo con il presidente Santocono, il presidente della fiera, ho detto è dovere da parte nostra dare disponibilità della fiera. Voi vedete ambienti grandi in cui c'è l'igiene massima, l'igiene massima si può avere, c'è il ricambio dell'aria che è molto importante, però decidono loro. Da febbraio sarà attivato il tutto, per cui attendiamo istruzioni per i prossimi giorni. Un momento in cui sono necessari sforzi straordinari da parte di tutti, ha precisato il sindaco Sergio Giordani. Se oltre alla fiera c'è qualche altro ambiente nel territorio che può servire a loro, palestra, qualcosa, l'importante è che loro ci diano disposizioni precise. Bisogna fare squadra, bisogna dare il massimo della disponibilità per tutti quanti. È un momento delicatissimo, bisogna fare squadra, niente polemiche, lavoriamo tutti assieme e ne veniamo fuori. E proprio in fiera a Padova, tappa dello screening di Regione Veneto e dell'Università per capire la diffusione del virus. Pochi secondi, 5 giri di cotton fioc in entrambe le narici e il gioco è fatto. Questo tampone, un test rapido di nuova generazione che viene processato all'interno di una macchina, dà il risultato in 15 minuti e fornirà un nuovo contributo alla scienza perché parte di un progetto di screening condotto dalla Regione e dall'Università di Padova per valutare la prevalenza e la diffusione del SARS-CoV-2 nella popolazione normale. Una popolazione normale, non sintomatica, non convivente di un sintomatico. Qual è la presenza reale del virus? E questo è molto importante per capire esattamente un po' la circolazione. Seconda tappa del progetto in Fiera a Padova, dove a sottoporsi ai test saranno circa 400 dipendenti del comune. A Mestre è stata la volta dei militari della Guardia di Finanza, a Vicenza e Treviso toccherà a dipendenti della grande distribuzione. Un campione eterogeneo, questo è l'obiettivo del progetto, a cui partecipano anche i familiari per avere persone di età diverse con occupazioni differenti. Un gioco di squadra realizzato grazie alla collaborazione dei comuni e dei volontari della Croce Rossa. Stiamo correndo, tra l'altro, perché faremo circa 5.000 persone del Veneto, anche Belluno, ovviamente Rovigo, nel giro di una settimana. Perché anche qui bisogna farlo raggruppato, non si può slavarlo, se no la prevalenza non ha senso. I risultati dell'indagine, condotta grazie a uno studio dell'Istituto di Epidemiologia dell'Università di Padova, saranno fondamentali per stabilire i percorsi di prevenzione. Intanto protesta a Venezia di diverse realtà sociali, politiche, economiche che chiedono a gran voce che venga istituita in maniera però definita, precisa, la zona rossa anche nel Veneto. Studenti delle scuole superiori insieme all'Associazione dei Partigiani Veneziani ed esponenti della sinistra del territorio si sono dati appuntamento a Marghera per la protesta all'esterno della sede della Protezione Civile regionale. Zaia è quello che prima di tutti si è mosso per chiudere le scuole, per rinviare l'apertura delle scuole al 31 gennaio, mentre al contempo si sta battendo per la riapertura degli impianti sciistici. Nel mirino i provvedimenti delle politiche di contenimento al Covid messi in campo dalla Regione. Che è giusto tenere chiuse le scuole, mentre invece sarebbe altrettanto giusto in questo momento chiudere tutto con un confinamento, con una zona rossa, per poi ripartire, perché in questa situazione ripartire non è possibile. Tra le richieste a Palazzo Balbi, le assunzioni immediate di tutto il personale sanitario disponibile, a tempo indeterminato e con garanzia di applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto, compresi i 441 infermieri di famiglia. C'è un problema di lunga durata.
sono anni e anni e anni, scusate che va giù, sono anni e anni e anni che si continuano a chiudere gli ospedali. I risultati li vediamo appunto dopo anni e a fronte di una chiusura di ospedali abbiamo anche un insufficiente numero di medici e infermieri. Infine la proposta per questa Venezia ferita dalla pandemia, pianificare un nuovo modello di sviluppo. Venezia è chiusa, non c'è un'attività aperta, la monocultura turistica nel suo complesso va ripensata, perché se no finisce il Covid e moriamo di fame tutte e tutti. Abbiamo una notizia di cronaca con un bruttissimo incidente che si è verificato ieri sera a Mussolente. Allora vi mostriamo anche le immagini. Ha perso il conducente, un 49enne residente appunto a Mussolente, ha perso il controllo del furgone che stava guidando, si è rovesciato sulla provinciale che da Mussolente porta a Borso del Grappa. Siamo in via Tenente Egher all'incrocio con via San Pietro. Pare che l'uomo abbia perso, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, il controllo dello scudo che stava guidando, è andato a sbattere violentemente contro il muretto di cinta di un'abitazione e poi è finito in strada, in centrostrada, completamente distrutto. Fortunatamente nello schianto non sono rimasti coinvolti altri mezzi oppure passanti. A dare l'allarme prima ai carabinieri e poi ai soccorsi, proprio i soccorritori al SUEM, sono stati proprio gli stessi residenti che sono stati spaventati dal botto tremendo che si è verificato in quel momento. I pompieri sono riusciti a estrarre l'uomo dall'abitacolo, vediamo completamente distrutto, rovesciato si diceva, è stato portato, caricato d'urgenza e trasportato all'ospedale di Vicenza, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Non sarebbe comunque in pericolo di vita, anche se le sue condizioni sono decisamente gravi. I carabinieri di Bassano e Romano hanno effettuato i rilievi, hanno anche regolato il traffico che appunto era stato bloccato per diverso tempo causa proprio il mezzo in mezzo alla strada. Resta da capire adesso restano da capire le motivazioni che hanno appunto causato questo brutto incidente, da capire anche il conducente. Insomma, stavano facendo tutti quanti gli esami sul conducente per capire se fosse magari se avesse assunto droga o alcol o quant'altro. Insomma, le cause come sempre sono adesso da verificare da parte degli inquirenti. E torniamo a occuparci della questione vaccini. Alle 12 è iniziata nella sala convegni del Cafoncello la vaccinazione per i medici di base della Marca. Nella prima giornata 500 quelli che hanno ricevuto la dose di vaccino, domani toccherà ad altri 600. Le prenotazioni diciamo che non sono a livello del personale ospedaliero, ma attorno al 70% degli aventi diritto, quindi possiamo anche essere soddisfatti in questa fase. Una percentuale dunque che soddisfa, anche se resta circa un 30% che al momento non ha prenotato la vaccinazione, ed è proprio a questi medici che si rivolgono i colleghi che invece l'inoculazione l'hanno appena ricevuta. Di informarsi, di leggere gli articoli su PubMed, l'efficacia di questo vaccino supera quella del vaccino anti-influenzale. Se non tutti si vaccineranno, a continuare a perpetuare questa situazione per anni. Forse la mia categoria è un po' renitente a queste novità, tra virgolette, però insomma voglio dire, ci sono due grosse istituzioni come l'EMA e l'FDA che certificano sulla validità. Purtroppo non si aggiornano, non leggono, non sanno un tubo, insomma. Tra l'altro penso che sia un dovere del medico imparare le cose e più ne impara meglio. Tra i vaccinati c'è la consapevolezza dell'importanza del vaccino nella lotta al Covid. Penso che lo dobbiamo fare tutti perché è l'unica arma che abbiamo a disposizione per liberarci da questa pandemia. Sono un medico, dovrei essere un idiota a avere dei dubbi, insomma. Non vedevo l'ora, anzi se me la facevano anche un mese fa l'avrei fatto volentieri. Io ho fatto una testa così in Africa alla gente per vaccinarsi, non posso non vaccinarmi, insomma, no, è un controsenso.
Sono felicissima, è un miracolo della scienza e è l'unico strumento che abbiamo che ci permette di terminare questa pandemia. E quello di oggi è stato anche l'ultimo giorno nell'ULSS 2 della responsabile del servizio igiene e sanità pubblica Anna Pupo, a cui sarà affidato un nuovo primariato a San Donà di Piave. Ho la soddisfazione di avere insieme comunque a molti miei collaboratori messo in piedi questa macchina, è rodata, funziona bene e quindi vado via contenta. Oltre al personale sanitario, anche e soprattutto gli anziani sono le prime persone che sono sottoposte alla vaccinazione, ma ce ne occupiamo subito dopo la pausa. E rieccoci in diretta, si parlava dei vaccini proprio prima della pausa, i medici di base nel Trevigiano tutti sottoposti appunto alla vaccinazione e 9 anziani su 10 si definiscono dispostissimi a sottoporsi al vaccino anti-Covid. Sentiamo. Il primo dato importante è che abbiamo ricevuto tantissime risposte, segno di attenzione al tema della vaccinazione. Il secondo è che la stragrande maggioranza degli anziani e delle anziane che hanno risposto sono favorevoli alla vaccinazione e attendono con ansia di potersi vaccinare, quindi riconoscono l'utilità e l'importanza dello strumento del vaccino per contrastare la diffusione della pandemia del virus Covid. Non solo in Veneto 9 anziani su 10 sono pronti a fare il vaccino anti-Covid, il 70% degli ultra 65enni lo renderebbe anche obbligatorio. È quanto emerge da un questionario dello SPI-CGIL regionale che ha coinvolto 2197 pensionate e pensionati. Il 2,9% degli intervistati che invece non intende vaccinarsi ha paura degli effetti collaterali, ma pochissimi affermano di non temere il virus. Il vaccino è l'unico strumento che ci permetterà di mettere in sicurezza la nostra vita e quella dei nostri cari e dei nostri amici e che ci permetterà di superare tutte le situazioni di restrizione, di lockdown e di limitazione per tornare a una vita normale come quella che abbiamo avuto fino a un anno fa. I sindacati dei pensionati lanceranno una campagna Pro-Vax in tutta la regione in vista della seconda fase di vaccinazione, in programma da inizio febbraio, che coinvolgerà tutta la popolazione veneta, partendo dai circa 360.000 ultraottantenni residenti in regione. Ci stiamo battendo giornalmente per invitare la gente, tutte le persone a sottoporsi alla vaccinazione, soprattutto in modo particolare tutti i dipendenti delle case di riposo, degli ospedali, ovvero di tutte quelle figure che lavorano in strutture che danno assistenza ad altre persone più bisognose. Quindi dico anche alle forze dell'ordine, dico ai pompieri, dico alla protezione civile. Quindi il nostro forte invito è quello che tutti e bene si sottopongano a una vaccinazione. E siamo in collegamento Skype con il sindaco di Galli Emanuele Munari. Buongiorno sindaco, ben ritrovato nei nostri studi. E insomma, questione montagna, situazione montagna, oggi com'è? Ricordiamo lo scorso fine settimana il suo appello accorato, definiamolo così, perché davvero c'era parecchia stizza da parte sua e da parte di tutti i suoi colleghi dell'altopiano per quello che stava avvenendo, ovvero le persone che non rispettavano né il discorso dell'emergenza Covid, ma neanche il discorso del maltempo, e quindi erano davvero di impedimento proprio ai vostri lavori per tenere pulite le strade e quant'altro. In questo fine settimana la situazione com'è sull'altopiano? Sì, intanto grazie e buongiorno per l'invito e saluto appunto la redazione e tutti i telespettatori di Rete Veneta. La situazione sta rientrando nella normalità, ormai tutte le strade principali e secondarie sono state pulite, i marciapiedi ormai sono in via di pulizia totale, quindi oggi possiamo veramente regalare ai nostri turisti quello che è una strada percorribile in totale sicurezza. Ecco, siamo rientrati nella normalità, dicevo, però dopo aver sofferto non poco perché al di là appunto, come si ricordava, della zona rossa da un punto di vista
Covid sanitario, effettivamente c'era un'allerta rossa altrettanto, che era quella meteo, che assolutamente non è stata rispettata e presa in considerazione da chi appunto ha cercato di fare l'avventuriero in quei giorni sul nostro altopiano, di fatto creando disagi e danneggiando quello che è stata l'effettiva operatività degli mezzi sgombraneve, perché ho visto delle scene veramente di gimkhane di queste ruspe enormi, che chiaramente ci impiegavano più a stare attenti alle macchine parcheggiate o al traffico veicolare, anziché appunto concentrarsi sulla pulizia delle strade e sulla pulizia dei marciapiedi. Quindi abbiamo assistito veramente a delle scene che io non vorrei mai più rivedere nella storia dell'altopiano, perché credo non sia corretto, perché è mancanza di rispetto verso chi lavora in quei giorni particolarmente duri e delicati, che mettono a rischio anche gli stessi operatori di sgombraneve, che chiaramente operano veramente in condizioni particolari. Ecco, la strada di Valmarone è stata riaperta anche? Sì, è in via di apertura anche la strada di Valmarone, ovviamente noi stiamo rientrando veramente nella normalità adesso, sì. Però raccomandiamo sempre la massima prudenza a chi oggi appunto può salire in altopiano, perché veramente ancora il freddo di questi giorni rende ancora un po' insidioso qualche tratto stradale in qualche comune, quindi sempre la massima prudenza. E mi raccomando, ecco, se dobbiamo mettere le catene, mettiamole prima di fare le salite, mettiamole prima di incontrare quelle strade un po' particolari. E le gomme termiche sono gomme termiche che valgono solo se sono fresche e non hanno più di 20.000 chilometri, perché altrimenti anche le gomme termiche sì, sono termiche per certificazione, ma poi di fatto non lo sono, perché se hanno 5 anni è meglio buttarle via e non avventurarsi in montagna con quel tipo di pneumatici, perché vi fate veramente male. Senta, parliamo di sci. Si parlava di questa data in teoria ormai imminente per la riapertura, lei scuote la testa, per la riapertura degli impianti sciistici di discesa. Che dire a proposito? Che dire che sicuramente non si riaprirà prima del 18, ma da quello che sono un po' le evoluzioni anche dello stesso virus, dei contagi, soprattutto poi anche nel nostro Veneto, purtroppo, che registriamo una maglia rossa, io presumo che fino a fine gennaio purtroppo gli impianti saranno chiusi. Però c'è da dire una cosa, ci sono tante incongruenze e io non voglio essere quello che sbaglia a parlare, perché appunto dobbiamo sempre usare la razionalità e non la pancia. Però effettivamente è anche altrettanto vero che aprire gli impianti in totale sicurezza, con sport all'aperto, con seggiolini che contengono 6 posti, quindi potremmo metterci 3 persone anziché 6, rispetto invece a quello che sono le aperture dei centri commerciali che sono chiusi e che hanno appunto questi termoconvettori che comunque fanno girare l'aria dappertutto al di là delle mascherine. Ecco, queste incongruenze sarebbe il caso un po' di in qualche modo concentrarsi, capirle, valutarle e anche un po' aprire quello che è l'economia montana, perché veramente i nostri alberghi, i nostri impianti, i nostri operatori veramente stanno soffrendo molto, soprattutto gli alberghi, che sono quelli che garantiscono le presenze più a lungo termine nel nostro altopiano, ma in generale in tutta la montagna, e non possiamo permettere che gli alberghi che hanno già sofferto nel primo lockdown stanno oggi veramente soffrendo in maniera enorme in questo secondo lockdown, e noi non possiamo veramente permetterci, se non a fronte di cospicui e importanti ristori da parte delle istituzioni competenti, non possiamo permetterci di perdere quel segmento importante. Sentivo anche Bonaccini appunto dei presidenti di albergatori di Venezia, cioè noi non possiamo permetterci di perdere come Veneto nessun albergo, non possiamo permetterci che nessun albergo in Veneto debba chiudere a causa del coronavirus, perché vuol dire fallimento della politica, vuol dire fallimento della politica generale, non dico regionale ma sicuramente nazionale. Quindi lo stesso dobbiamo Bonaccini, veramente... la interrompo un attimo, lo stesso Bonaccini tra l'altro, oltre al discorso di emergenza Covid e di problemi legati al Covid, aveva lanciato anche un altro grido d'allarme che riguarda gli albergatori e gli alberghi del Veneto, ovvero quello delle infiltrazioni malavitose e mafiose, quindi che è tutto legato poi alla fine. Certo, assolutamente. Beh, questo ormai lo sappiamo tutti, lo sanno anche tutti gli inquirenti e tutti i magistrati e i pubblici ministeri, che già nelle aziende insomma ci sono molte infiltrazioni mafiose e camorristiche
se ci mettiamo poi che anche qualche albergo andrà in difficoltà o sta andando in difficoltà e sicuramente si rende più appetibile a questo tipo di business diciamo mafioso, è chiaro che appunto anche qui un lavoro ulteriore da parte di chi controlla, dalla Guardia di Finanza, ai Carabinieri, a tutti quanti, per evitare appunto questo tipo di fine dei nostri alberghi, perché poi quando certi alberghi entrano in certe reti sicuramente poi lo scopo non è quello di fare turismo, ma lo scopo è quello di usare queste strutture per riciclare e per eventualmente poi trasformarle in qualcosa di diverso. Noi invece dobbiamo mantenere, proprio perché il Veneto è la prima regione per turismo a livello italiano, dobbiamo mantenere in piedi quelle strutture, agevolarle e stare al loro fianco anche economicamente affinché restino in piedi per affrontare il post-Covid e regalare ancora a tutti i turisti del Veneto appunto serietà, ospitalità e professionalità. Ecco, tra l'altro mi lego anche a quanto hanno fatto e stanno facendo i governatori di diverse regioni d'Italia, compreso Zaia per il Veneto, ovvero questa lettera scritta direttamente al governo per quanto riguarda i ristori. Loro dicono i ristori che non arrivino tra 6 mesi, i ristori devono arrivare subito, perché i nostri albergatori devono chiudere subito la loro struttura. Certo, io ritengo che tutte le istituzioni ai vari livelli, a partire chiaramente dai comuni per le loro possibilità, alla regione per quello che è la loro competenza e le loro possibilità, sicuramente al governo, questi ristori, io dicevo con la R maiuscola, questi ristori con la R maiuscola devono arrivare in tempi rapidi, perché purtroppo le spese correnti comunque per gli albergatori e per tutti gli operatori economici vanno avanti, proseguono, non è che si fermano. Quindi veramente io mi aspetto uno scatto di reni da parte del governo italiano con la I maiuscola, che possa veramente sostenere fin da domani queste aziende, perché altrimenti veramente decreteremo e saremo responsabili della morte di molte aziende. Senta, da voi la situazione ad oggi com'è? Ad oggi, allora, dal punto di vista economico è un po' critica, perché se è pur vero che effettivamente qualche operatore economico, parliamo di bar, pasticcerie, ristoranti, in qualche modo anche sotto il lockdown, vuoi per le aperture di sabato e di domenica con flusso di turisti importanti, si sono in qualche modo salvate, però tutte le altre categorie, parlo dei commercianti al dettaglio, parlo appunto degli alberghi, oggi degli impiantisti e di altre partite IVA, noi siamo chiaramente in sofferenza. Poi la montagna chiaramente è ancora più dura da vivere in uno stato di crisi, in uno stato di zona rossa e di allarme meteo, quindi veramente noi stiamo soffrendo e speriamo che anche per la montagna ci sia un occhio di riguardo affinché la popolazione che deve rimanere in montagna per garantire la montagna anche alla pianura, ovviamente deve essere in qualche modo agevolata con qualche sgravio fiscale particolare ad hoc, magari solo per 2020 o 2021, ma un qualcosa di particolare ci vuole. Come UNCEM, Unione Nazionale Comuni, Comunità Enti Montani, abbiamo già fatto delle proposte al governo e speriamo che queste proposte vengano accolte dai ministri di riferimento. Ecco, una fascia quindi che interessa un po' tutta la fascia, la parte montana della nostra regione, dice? Assolutamente sì, perché tra smottamenti, tra slavine, tra Covid, tra alberghi chiusi e il turismo che chiaramente sta soffrendo e soffre ancora, tutta la montagna veneta, non solo l'altopiano, siamo in condizioni veramente particolari e disastrose, e quindi veramente ci vuole un occhio di attenzione particolare anche alla nostra montagna. Come sarà poi, mi auguro, per il mare, anche se per l'estate tutti noi auspichiamo che questo virus abbia allentato la morsa e che ci possa in qualche modo regalare un'estate anche al mare. Allora lì magari gli alberghi potranno ritornare a sorridere, ma noi in montagna purtroppo stiamo ancora piangendo. Ecco, al proposito, lei parlava di slavine e quant'altro, io mi lego a quanto accaduto appunto alla tragedia avvenuta ieri nel Bellunese, proprio vicino a Cortina, dove questa valanga di neve è crollata addosso a un gruppo di sciatori e una persona è rimasta purtroppo, ha perso la vita, insomma, travolta dalla valanga. Un'attenzione particolare, un appello che si vuol fare ancora una volta a chi si trova vuole affrontare la montagna, va lanciato Emanuele Munari, perché a volte magari sì, per carità, si è esperti e quant'altro, però c'è un po' magari di superficialità, ecco, quando si va in montagna con o senza la neve. Tanta attenzione bisogna porla in ogni caso, sempre. Certo, assolutamente sì, soprattutto
post nevicata copiosa come quella che grazie a Dio anche da un lato abbiamo visto e c'è stata sull'altopiano e sulla montagna veneta, però ogni volta che scende un metro e mezzo di neve per 7, 8, 10 giorni in base appunto alle condizioni climatiche post nevicata ci sono veramente diramazioni di allerta, di allarme per quanto riguarda anche il rischio valanghe da tutte le parti, quindi abbiamo un ARPAV che tutto sommato funziona anche bene e non siamo superficiali, la montagna va rispettata, la montagna non è fatta per gli avventurieri, è fatta per persone che sono allenate, che hanno uno skill per andare in montagna e che prima di tutto, prima di partire, analizzano tutte le condizioni meteo di quel giorno. La temperatura, la neve, lo stato della neve, il manto, ci si deve informare prima di andare in montagna. È come andare al mare, buttandoci al mare senza saper nuotare. Uno se non sa nuotare sta a riva. Certo. Se uno non sa scalare deve rimanere dove può rimanere. Però purtroppo questi appelli a volte non vengono ascoltati e qual è poi il dramma? Che qualcuno si fa male e dobbiamo mettere a rischio e a repentaglio le vite magari del soccorso alpino piuttosto che di altre guide che per andare a soccorrere o recuperare magari quel corpo o quella persona rischiano personalmente anche loro perché magari agiscono in condizioni impervie, con condizioni meteo avverse e quindi oltre al rischio di vita di quella persona singola che si è persa o che è stata poco prudente, poi si mettono a repentaglio le vite di volontari che hanno famiglie e che devono e sono costretti per senso civico e morale a dover scalare le montagne per soccorrere questi avventurieri. Bene, allora io ringrazio il sindaco di Gallia Emanuele Munari, grazie davvero per essere stato nostro ospite. Insomma, tanti gli appelli che vengono lanciati anche in questa giornata, chissà sindaco che vengano accolti, almeno recepiti, insomma, anche perché si tratta di buon senso alla fine. Ne abbiamo lanciati molti di appelli e ho visto che purtroppo sono stati quasi tutti inascoltati. Adesso qualcosa sembra si stia un po' migliorando, però veramente gli appelli servono a poco perché la maleducazione e l'irriverenza delle persone verso il prossimo è dilagante. Io ho visto molto egoismo in questo periodo, molto menefreghismo e questo veramente non fa onore anche a noi veneti. Anche a noi veneti, che spesso e volentieri quando siamo a posto noi, tutti gli altri possono anche morire e noi siamo a posto. Io mi garantisco la mia gita fuori porta, mi garantisco la mia visita sull'altopiano, ma non è così. Dobbiamo sempre ricordarci che eravamo e siamo in zona rossa piuttosto che arancione, quello che è, ma soprattutto quando si è in allerta meteo si deve stare a casa. Bene, grazie allora, grazie al sindaco Munari. Grazie a voi. Noi ci separiamo, grazie sindaco, ci separiamo per qualche istante, c'è una breve pausa tra pochissimo. E rieccoci in studio, ci siamo occupati nel corso del nostro telegiornale della questione vaccini. Abbiamo parlato, abbiamo visto anche tra l'altro tutto il settore dei medici di base nel Trevigiano che si è sottoposto al vaccino, abbiamo sentito gli anziani che sono più che ottimisti per quanto riguarda appunto il vaccino e addirittura 9 su 10 hanno deciso di aderire a questa campagna di vaccinazione anti-Covid. C'è invece il capogruppo PD in regione Giacomo Possamai che ha lanciato l'idea di vaccinare gli studenti perché sappiamo benissimo che soprattutto quelli delle superiori da mesi ormai stanno avendo la didattica a distanza, stanno seguendo la didattica a distanza e questa cosa non va certo a favore degli stessi ragazzi perché va a limitare ogni contatto, ogni incontro tra i ragazzi che diventa fondamentale, sappiamo quanto sia importante in questo periodo di crescita e allora Possamai dice vacciniamo insegnanti e ragazzi e rimandiamoli a scuola. Ma sentiamo. È ormai quasi un anno che i nostri ragazzi, che gli studenti delle scuole superiori sono chiusi in casa e che possono fare soltanto lezione con la didattica a distanza. Un anno di scuola in clausura. Ormai la nuova generazione sta crescendo con la didattica a distanza, una situazione che potrebbe pregiudicare il futuro dei giovani che devono prepararsi per un futuro solido. E allora il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Veneto, Giacomo Possamai, lancia una proposta. La nostra proposta è che subito dopo gli anziani dell'RSA
gli operatori sanitari e le persone anziane più fragili, quelle con più patologie, si preveda di vaccinare tutti gli studenti dai 16 ai 19 anni delle scuole superiori. Si prevede ovviamente di vaccinare anche il personale scolastico, i docenti e il personale ATA, e si consenta loro di tornare a scuola e di tornare a scuola in sicurezza e fino alla fine dell'anno, perché il grande rischio che stiamo correndo è davvero quello che tra un rinvio e l'altro, tra una sospensione e l'altra dell'attività scolastica, questi ragazzi arrivino alla fine del loro percorso scolastico senza essersi preparati a dovere, ma soprattutto senza aver fatto quel percorso di crescita che tutti noi abbiamo avuto la possibilità di fare. E a proposito abbiamo chiesto proprio alla gente che ne pensa di questa ipotetica idea di vaccinare ragazzi e studenti per farli rientrare a scuola. Cosa pensa dell'ipotesi di vaccinare dopo infermieri e medici e anziani, studenti e gli insegnanti per poter riaprire le scuole? Che sarebbe un'ottima idea, riuscendolo a fare sarebbe una cosa ottima, insomma. Mi sembra che sia la soluzione più immediata e la reale soluzione. Non penso che ci sia molto da aggiungere, anche perché credo che un veicolo siano stati proprio i giovani che hanno portato magari il virus in casa. Che sono più insieme per fare il contagio i bambini. Sicuramente la scuola è uno dei pilastri importanti e quindi bisogna difendere sia i ragazzi che i professori. Da quello che ho capito i vaccini possono essere fatti dai 16 anni in su, per cui la fascia sarebbe un po' piccola. Chiaro che capisco l'esigenza per i genitori di mandare i propri figli alle superiori, però anche molti genitori secondo me non farebbero fare il vaccino e il bacino d'utenza sarebbe troppo ristretto. Ritengo che sia doveroso anche quello, però secondo me ci sarebbero delle categorie più urgenti da vaccinare prima dei ragazzi. Penso che tornare a scuola sia la cosa più importante, però allo stesso modo penso che bisogna vaccinare le persone con più alto rischio, quindi non ho i dati sotto mano per dire chi ha più necessità di essere vaccinato, quindi non mi pronuncio. E adesso ci occupiamo dell'effetto Covid presente anche nelle sale di ostetricia, nelle sale parto. E andiamo allora al San Bortolo di Vicenza e vediamo com'è la situazione. Sicuramente difficile perché utilizzare i dispositivi così come sono richiesti crea parecchio disagio, insomma è difficile proprio supportarli per il respiro. Già, il Covid entra anche in sala parto e si insinua tra le pazienti, ma anche nell'operatività dello stesso reparto, tra camici e mascherine da tenere, percorsi destinati alle pazienti Covid e quelle no. E soprattutto delle ostetriche che, seguono anche questi travagli che possono essere lunghi e quindi sempre vestite dentro si cerca di fare mescolare meno possibile il personale in modo tale che ci sia questo rapporto one to one con la paziente. Mascherine tenute dalle mamme anche in sala travaglio, anche se nel momento clou è concesso toglierla e sempre con le adeguate attenzioni in sala parto ci sono anche loro, i papà. I mariti possono entrare in sala parto assistendo a tutto il percorso del parto, il travaglio, anche il bagnetto del bambino, dopodiché evitiamo di farli entrare durante la degenza proprio perché il numero dei posti letto è elevato, sono 42 e perché è anche difficile gestire appunto anche i papà. Nonostante il Covid però le attenzioni verso le mamme e i loro piccoli neonati non sono mai mancate e non mancano, consentendo quel rapporto mamma-figlio fondamentale fin dalle prime ore. Noi infatti garantiamo alle mamme proprio l'accoglimento del bambino dopo la nascita, da subito anche la mamma positiva Covid che è asintomatica può allattare il bambino con le dovute misure di sicurezza, con la mascherina, lavandosi le mani, eccetera. Attenzioni, misure che hanno consentito al reparto centro di riferimento Covid, 100 persone, di rimanere quasi indenne al Covid.
Siamo ancora alla cronaca, 3 donne hanno messo a segno un furto al Rosa Flock Garden Center di Rosà. Pare che queste 3 con destrezza siano riuscite a impossessarsi di diverse candele e materiale di marca costosa. La razzia è stata compiuta con rapidità e coordinate proprio tra di loro. Hanno prima preso la merce, l'hanno messa in un normale trolley di quelli del negozio, poi si sono nascoste in una zona appartata e hanno messo tutto il materiale in diverse borse che avevano loro. Hanno comprato anche qualche oggetto di costo praticamente irrilevante, sono andate alle casse, hanno pagato, però è scattato l'allarme antitaccheggio quando stavano uscendo. Loro hanno fatto finta di niente, si sono allontanate, sono state seguite da uno dei dipendenti del Rosa Flock Garden Center. Loro però sono riuscite a scambiarsi le borse, quindi sono riuscite anche a scappare con la merce rubata. Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere della videosorveglianza. Il fatto è stato appunto denunciato alle forze dell'ordine. Saranno fondamentali le immagini delle telecamere. Intanto sarebbe stata identificata e raggiunta una delle 3, che pare sia una donna residente in Val Brenta. Di conseguenza adesso sono in corso le ricerche per cercare di raggiungere anche le altre componenti del gruppetto, insomma, che sono riuscite a impossessarsi di diverso materiale costoso, tra l'altro, perché sappiamo benissimo anche candele di marca, il prezzo importante che hanno, ecco, anche queste merci. Torniamo a occuparci invece, ne avevamo accennato prima con il sindaco di Gallio Emanuele Munari, della tragedia avvenuta nel Bellunese, questa valanga che si è abbattuta su un gruppo di sciatori e una persona ha perso la vita. Ecco la traccia dell'enorme valanga che stamattina si è staccata sopra la Val Travenanzes a Cortina d'Ampezzo e che ha travolto, uccidendolo, uno sci alpinista di 50 anni di Badia, in provincia di Bolzano. Durante una discesa, una normale gita di sci alpinismo, purtroppo in un ambiente abbastanza particolare che è della Val Travenanzes, si è staccato un lastrone da vento probabilmente e ha investito uno dei 3 sci alpinisti portandolo a valle. Purtroppo non è riuscito a fermarsi nella prima fase e quindi ha fatto tutto il tragitto fino alla base. Paolo Pitscheider, nome molto noto nel mondo dello sci alpinismo, era in compagnia di 2 amici. Insieme erano partiti dall'Alta Val Badia per risalire il vallone del Campestrin. Arrivati in cima al Monte Cavallo e Casale, la decisione di scendere verso la Val Travenanzes. Secondo le informazioni apprese dai soccorritori, i 2 compagni sono scesi uno alla volta e quando è stato il turno di Pitscheider, l'uomo ha toccato un cumulo di neve ventata che, staccandosi, lo ha trascinato a valle per circa 900 metri. L'allarme è scattato attorno alle 11 e ha fatto convergere in zona l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore, che, raggiunta la Slavina, ha iniziato la ricognizione. È stato ritrovato subito con l'arma dell'elicottero, era dotato di tutte le dotazioni di sicurezza, però ricordiamoci che le dotazioni di autosoccorso non impediscono che la valanga scenda. Quindi sono di supporto e di aiuto, ma non impediscono la caduta delle valanghe, quindi dobbiamo avere un'attenzione molto molto grande. Il tecnico di elisoccorso e l'unità cinofila hanno completato la ricerca e recuperato il corpo dell'Alto Atesino sepolto sotto 80 centimetri di neve, incolumi ma sotto shock i compagni di escursione trasportati a valle. Il rischio valanghe di questi giorni si era abbassato, conferma il capo delegazione del soccorso alpino bellunese, ma l'attenzione deve restare sempre alta. Quando vediamo che il bollettino ha grado 2, grado 3, quindi non gradi altissimi, però gradi molto importanti che non ci devono far abbassare il tono dell'attenzione, dobbiamo tenerla sempre alta e valutare con i nostri occhi gli accumuli da vento e gli astroni da vento, perché basta veramente poco per perdere l'equilibrio e poi non fermarci più. E adesso torniamo a occuparci dei colori che interessano la nostra regione, da giallo a arancione, maggiori ristrettezze. Allora la collega Angelica Montagna è andata in centro a Bassano del Grappa e ha sentito un po' che pensa la gente di questa situazione. Il Veneto, zona arancione, lei se l'aspettava? Ma sì, penso di sì, sì che era un po' inevitabile visti i contagi, vista la situazione così, per cui sì, credo che sia giusto anche affrontare la situazione così, in maniera tale da avere
un futuro un po' più tranquillo, insomma, ecco. Penso sia giusto se serve a qualcosa, altrimenti staremo a vedere, speriamo che vada meglio. Ormai siamo abituati a questo, sì, che credo che non ci siano problemi, insomma, cioè problemi ci sono, ma dobbiamo abituarci un po' a questa situazione. Ecco, ma lei se l'aspettava che da gialla passassimo a arancione? Beh, oddio, no, sinceramente no, non me l'aspettavo onestamente, è stata una sorpresa insieme, penso, un po' per tutti. Teme che dall'arancione possiamo passare al rosso? Spero di no, lo spero questo sinceramente. Se l'aspettava questa retrocessione? Sì, certo. Perché? Poco rispetto delle regole, troppi bar pieni, soprattutto da parte dei giovani. E quindi, insomma, va bene che siamo in zona arancione? Ci sta. Teme una retrocessione ulteriore o anche no? No, non credo, zona rossa non credo. La rossa era meglio. Sì? Sì. Perché? Perché i casi continuano a aumentare e noi rimaniamo chiusi dentro casa, chiusi dentro la regione, non possiamo far nulla. Quindi secondo lei, insomma, forme più restrittive per un po', però poi si esce? Controlli, perché comunque siamo un popolo che ha bisogno di controlli per poter vivere. Cioè, se guardi intorno, cioè, di che stiamo parlando? E per lei? Ma io sarei meno controlli, più responsabilità individuale, però l'importante è che finisca, cioè che si stia attenti, però non è facile cambiare le abitudini. Secondo me era bene che stesse giallo. Un po' più di libertà. Sì, un po' più di libertà, perché secondo me non è come dicono. Io ritengo che non sia giusto che le persone non possano neanche andare a prendere un caffè con queste temperature e doverle prendere all'esterno. Questo secondo me è del tutto assurdo. Pericoli se c'erano fino a ieri, oggi cos'è? Sono di più dentro in un bar. Ieri si poteva entrare, oggi no. È una limitazione proprio della libertà individuale, che non va bene. Sarebbe meglio essere un po' più liberi, ecco, anche considerando la temperatura di adesso e comunque noi ci riteniamo di stare con le direttive, però sarebbe meglio un po' di più libertà. Certo che è giusto, se i dati sono quelli che sono, e quindi porteremo pazienza. Ecco, che cosa farebbe lei? Se fosse zona rossa, per esempio? Io penso che sarebbe stato meglio bloccare tutto fin da prima per non ritrovarsi in queste condizioni, però è andata così. Un lockdown totale nuovamente? È stato meglio forse. Sacrificio maggiore all'inizio e magari un po' più di libertà adesso. Se è una misura necessaria per comunque contenere i contagi e l'emergenza sanitaria, credo che sia una scelta sostanzialmente corretta, ovviamente. Ormai è giusto che finisca un po' tutto. Giallo, arancione, la gente è sempre qua che aspetta ogni giorno questi decreti che non finiscono mai, insomma ogni giorno hai un decreto nuovo, un colore nuovo e ormai la gente ha i colori pieni. La gente ha i colori pieni, dice questa signora, più che altro sono questi colori che stanno andando a giallo, arancione, che stanno andando a penalizzare alcune categorie, nello specifico stiamo parlando di esercizi pubblici, bar, ristoranti e quant'altro. A Padova domani mattina saranno proprio i pubblici esercenti che stenderanno un tappeto nero, saranno in presidio davanti alla prefettura. Quindi siamo sull'orlo della disperazione vera e propria. Ormai gli appelli non si contano più, abbiamo interloquito con tutti a livello locale, a livello nazionale e quant'altro, ottenendo purtroppo gran pochi risultati. È un grido disperato quello che lancia Filippo Segato. Il suo volto pacato nasconde la preoccupazione delle centinaia di baristi, gestori di ristoranti, pizzerie e locali pubblici della provincia di Padova. I pubblici esercizi nel corso del 2020 sono stati chiusi per 150 giorni. Hanno visto crollare i propri fatturati per circa 500 milioni di euro. Sono rimasti chiusi anche nel periodo più favorevole e redditizio, che è quello delle festività natalizie. Dal 24 dicembre l'arlecchino di zone che ha colorato l'Italia ha creato molta confusione nei cittadini e altrettanta preoccupazione nei lavoratori. A questo punto l'APE chiede un incontro con il presidente della regione Luca Zaia per presentare le aspettative sul fronte ristori di questi imprenditori ed è pronta a valutare anche un'azione di protesta visibile.
La seconda linea d'azione ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica, quindi anche i privati cittadini, ma anche le istituzioni, ma anche i politici, ma anche tutti coloro che possono aiutarci sullo stato di fatto che sta vivendo la categoria dei bar, dei ristoranti, delle pasticcerie, delle pizzerie. Le imprese che oggi rischiano veramente di finire sul baratro della crisi finanziaria ed economica. Quindi stiamo valutando di organizzare un presidio temporaneo, naturalmente, perché le prescrizioni Covid non permettono una presenza permanente 24 ore su 24 in un luogo pubblico della città di Padova. Tutto nel rispetto delle norme anticontagio. Il momento è difficile e la categoria ne è ben consapevole. Adesso ci occupiamo della nuova udienza del processo Veneto Banca. Il giudice ha autorizzato la chiamata in causa come responsabile civile di Veneto Banca in liquidazione coatta amministrativa. Ha però escluso che altri soggetti, Banca Intesa come cessionaria delle attività di Veneto Banca, Consob, Banca Italia, le società di revisione, possano essere chiamate in questa sede a risarcire il danno. Banca Intesa rimane fuori dal processo per il crack di Veneto Banca. Nel pomeriggio il pronunciamento del GUP Gianluigi Zulian, che pone l'ennesimo paletto nel percorso a ostacoli dei risparmiatori della Popolare verso un possibile risarcimento per il danno subito. Circa 500 quelli ammessi come parte civile. Obiettivamente è una grossa limitazione, perché la liquidazione coatta amministrativa non sappiamo se e quanto riuscirà a realizzare, mentre invece la Banca Intesa è sicuramente, come si suol dire, solvibile. Il coinvolgimento di Banca Intesa cosa avrebbe significato invece? Avrebbe significato di avere come referente il più grosso gruppo bancario italiano. In Cassazione è ancora pendente il giudizio sullo stato di insolvenza di Veneto Banca, che se dovesse essere confermato aprirebbe uno scenario nuovo, quello dei reati fallimentari. Ma rispetto a quanto si sta trattando attualmente in aula, i risparmiatori e i loro rappresentanti non si fanno illusioni. Tutto questo processo è un processo destinato ad andare a morire per la prescrizione, che verrà a maturare nell'ottobre del corrente anno. Prima considerazione, ed è francamente difficile arrivare ad una sentenza di primo grado prima di questa data. E secondariamente i patrimoni investiti sono quelli personali del ragionier consoli e quello eventualmente realizzato dalla liquidazione coatta, quindi poca cosa. Il processo è aggiornato al 30 gennaio, nuove udienze sono già state calendarizzate per il mese di febbraio. E adesso ci occupiamo di agricoltura, facciamo un po' il bilancio di questo 2020 che si è appena concluso e vediamo cosa c'è da aspettarsi nel nuovo anno, nel 2021. Un anno difficile nel quale l'agricoltura ha avuto momenti di difficoltà, ricordiamo che gli agriturismi sono chiusi alla stregua dei ristoranti e che tra l'altro hanno anche la difficoltà in più che molto spesso si trovano in zone rurali, quindi anche l'asporto e la consegna diventano molto più difficoltosi. In più, eccellenze come l'asparago o il broccolo non trovano mercato tra i ristoratori proprio per le chiusure in atto. Il 2020 è stato complicato non solo dal Covid, ma anche dalle condizioni meteorologiche. Dal punto di vista climatico anche qui è stato un anno complicato, perché abbiamo avuto periodi di siccità alternati con dei fenomeni abbastanza intensi. Ricordiamoci le alluvioni estive alternate a grandinate che onestamente ci hanno messo a dura prova. I campi sono tutti a riposo e il 2021 si è aperto ancora con restrizioni. Purtroppo allo stato attuale non è cambiato molto e confermiamo che anche noi siamo in difficoltà, ma non per questo ci arrendiamo. Sappiamo che non sarà facile ripartire, ma noi agricoltori abbiamo la testa dura, sappiamo cosa significa far fatica e abbiamo una voglia matta di ripartire, anche perché, lo ricordo sempre, l'agricoltura, oltre a produrre cibo, ormai ha anche un ruolo fondamentale per quel che riguarda la tutela del territorio e sentiamo davvero il dovere morale di essere i primi a ripartire, per far ripartire un po' tutto il paese. Coldiretti è ancora protagonista, questa volta sono le donne della Coldiretti padovana che hanno avuto una bella idea, vediamo di cosa si tratta.
Tutto è nato da un'idea di un'imprenditrice della Coldiretti di Campo San Piero, Katia Zuanon, che ha coinvolto molte espressioni del mondo femminile padovano. Realizzare un morbido cuscino a forma di cuore e venderlo online per raccogliere fondi a favore del QAM Medici con l'Africa per il loro progetto Prima le mamme e i bambini. In poco tempo è stato raggiunto il primo obiettivo e sono stati raccolti 10.000 euro destinati all'apertura di un ambulatorio per le visite delle mamme in Africa, dove opera la Onlus padovana. Il cuscino, fatto dalle Agrisarte di Sant'Erasmo, abbina 2 tessuti, uno made in Italy e l'altro wax, e racchiude all'interno una fibra naturale a base di ortica e mais. Il progetto Solo dal cuore, portato avanti dalla Coldiretti, visto questo successo, non si ferma e vuole continuare le vendite solidali, perché il prossimo passo sarà l'apertura di un reparto e una scuola di formazione per ostetriche. E adesso andiamo a Romano Dezzelino e parliamo di volontari civici. Un patto civico sotto il segno del volontariato. A Romano Dezzelino nasce un albo apposito che racchiude i tanti volontari che operano nel territorio romanese, anche grazie all'impulso di un assessorato molto attivo in questo senso. Premesso che l'amministrazione comunale di Romano nutre un profondo interesse e senso di gratitudine verso il meraviglioso mondo del volontariato, con questa iniziativa, istituzione dell'albo civico comunale, intendiamo organizzare nel miglior modo possibile tutti quei volontari che con molta generosità e gratitudine si rimboccano le maniche e offrono parte del loro tempo libero e delle loro professionalità a favore del bene comune. Quanti fossero interessati ad entrare a far parte di questo albo non devono far altro che stipulare un patto di collaborazione con il comune, dedicando qualche ora del proprio tempo con attività di supporto agli uffici, all'organizzazione di eventi culturali e sportivi, un impegno nell'area ecologica e ambientale fino all'ausilio nella regolamentazione di traffico in occasione di particolari eventi. Siamo allo sport calcio. L'Assemblea regionale della FIGC ha eletto per la 3ª volta consecutiva presidente Ruzza. Per lui hanno votato 401 società sulle 422 collegate da remoto, pari al 95% dei votanti. Un plebiscito in un'elezione bulgara è quello che ha confermato il mestrino Giuseppe Ruzza alla presidenza del Comitato regionale Veneto della Federazione Italiana Gioco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti. Delle 671 società aventi diritto di voto hanno partecipato all'assemblea in modalità di videoconferenza 422 club, pari a circa il 63%. Dunque quorum raggiunto e votazione valida. Ruzza, che insieme alla sua squadra rimarrà in carica fino al 2024, era l'unico candidato a succedere a se stesso dopo la rinuncia a presentare una candidatura alternativa, maturata proprio sul filo di lana da quello che poteva essere il suo antagonista, Maurizio Senno di Jesolo. La soddisfazione per questo 3° mandato è tantissima, ha detto Ruzza. Evidentemente le società hanno apprezzato il lavoro che abbiamo svolto fin qui. È fondamentale lavorare in sinergia con i club. Per questo uno dei primi punti del programma che attueremo sarà la creazione di una consulta che non sia solo sportiva, ma anche formata da esperti e tecnici esterni. E questo per il momento è il nostro ultimo servizio. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Una buona giornata. Arrivederci.